ad un mercato che si chiude se ne aprono degli altri. È sempre stato così nella storia ed è così anche adesso. Ecco quindi che poter pensare a dei mercati nuovi che possono essere rappresentati dai nuovi BRICS, vale a dire Cina, India. Le aziende venete dell'interior design sono preoccupate per i possibili dazi con l'America, ma stanno coraggiosamente esplorando nuovi mercati. Il Veneto, secondo in Italia per la filiera legno arredo, mira a valorizzare le proprie eccellenze e a rafforzare la rete di contatti commerciali. A livello provinciale, Treviso è la prima provincia italiana per valore esportato, seguita da Vicenza, Padova e Venezia. Belluno ha segnato la crescita maggiore. Le esportazioni si attestano intorno ai 2,89 miliardi di export, per cui il settore, pur nelle incertezze globali delle catene di fornitura, è comunque un settore sicuramente strategico. Nuove prospettive si apriranno a breve grazie agli incontri organizzati da Venice Promex in collaborazione con Confartigianato Imprese Veneto, Confindustria Veneto Est e Unicredit. Quindi essere insieme, avere questi tavoli dove si può organizzare approcci lavorativi, approcci di ascolto, che credo siano la cosa più favorevole per distendere e per dare opportunità di lavoro. A Mogliano in 2 giorni coinvolti 15 operatori esteri e 56 aziende venete, offrendo un'opportunità preziosa per presentare i propri prodotti e creare solidi contatti commerciali. L'obiettivo è favorire l'internazionalizzazione e creare nuove relazioni commerciali con i buyer europei provenienti da Francia, Spagna, Germania, Svizzera e Serbia, ma non solo. Presenti abbiamo l'Europa, abbiamo soprattutto Europa e, come dicevo prima, compresa la UK. Oggi quindi per noi il mercato europeo era e rimane ancora un mercato importante. È chiaro che dovremmo pensare anche a un mercato a noi molto vicino, quali possono essere i stessi Balcani, può essere l'Africa del Mediterraneo, e a fianco a questi mercati, diciamo vicini, dobbiamo ambire ad allontanarci nei mercati e cominciare a pensare in maniera, diciamo, strutturata a mercati del sud-est asiatico, dell'America Latina e di tutto l'intero continente africano.